Leandro Porcu, vice allenatore del CUS Cagliari Stallion. Ciao Leandro. Ciao. Allora, raccontiamo in breve quella che è stata la gara di 7 giorni fa contro Anguillara, sconfitta 1-3, raccontaci un po' com'è andata. La parità è andata che al primo set abbiamo appunto retto il campo, vinto il primo set anche abbastanza bene. Poi al secondo set abbiamo avuto un calo che è proseguito al terzo set sino appunto al 22-14 per i nostri avversari, dove per fortuna abbiamo avuto uno scatto d'orgoglio. Arrivati a 24-22 per noi, purtroppo non siamo però riusciti a chiudere il set. Il quarto set è andato, diciamo, come il secondo e l'inizio del terzo set, non bene per noi sicuramente. Domani sarete in casa dalla Fenice Pallavolo Roma, squadra che conoscete già anche perché l'avete incontrata alla prima partita dell'anno scorso. Esatto, è una squadra che appunto conosciamo già perché appunto abbiamo incontrato sia l'anno scorso in campionato e purtroppo abbiamo perso 3-2 in casa, dove c'è stato appunto l'infortunio di Moriti al nostro posto alla prima giornata, che abbiamo perso tutto il campionato e poi al ritorno purtroppo abbiamo perso 3-0 per bravura, diciamo, dei nostri avversari. La squadra appunto della Fenice praticamente è molto simile a quella dell'anno scorso, noi conosciamo benissimo i nostri avversari e il gioco appunto che dovremo affrontare, ecco, questo è il discorso. Qual è la situazione dei ragazzi? Alcuni avevano dei piccoli problemi fisici ma hanno recuperato? Sì, per fortuna sì, appunto il nostro posto Palmeri ha avuto appunto un problema che si è portato avanti per qualche settimana. Per fortuna già dalla settimana scorsa appunto tutta questa settimana ha recuperato, infatti ha giocato abbastanza bene già sabato scorso e questa settimana si è allenato molto bene, per fortuna. Domani in campo per la seconda giornata e poi però si torna al Palacus per la terza giornata di campionato. Sì, la terza giornata giocheremo appunto fra 2 sabati qua in casa con l'SG Roma, sempre alle ore 15, e vi aspettiamo numerosi appunto per sostenerci. Perfetto. Grazie mille a Leandro Porco. Grazie a voi.